Anche gli dei del pallone cadono, ma poi si rialzano, nel ricordo di chi li ha amati, di chi li ha seguiti, di chi li ha applauditi. Paolo Rossi resterà per sempre nell'Olimpo del calcio, lui col suo pallone d'oro, coi suoi gol, col suo mondiale dell'82. Anni mitici, anni lontani che Pablito ci ha lasciato nel giorno in cui se n'è andato. Vicenza, la sua città elettiva, non vuole, non può dimenticarlo. Proprio a febbraio scorso avevamo conferito la cittadinanza onoraria, ne diamo poche per la verità a Vicenza e diciamo lui è un simbolo per Vicenza che perdiamo, che rimarrà sicuramente vivo nei nostri cuori, nei nostri ricordi, è una persona a cui vogliamo bene e continueremo a volerla. Bandiera a mezz'asta è il lutto cittadino per Paolo Rossi a Vicenza, una città composta, rispettosa, che ha amato questo campione di semplicità, eroe degli stadi che amava stare in mezzo alla gente. Quando passavamo per il corso, anche ultimamente, era impossibile camminare perché lui si fermava con tutti, si faceva fotografare a tutti, una persona straordinaria, eccezionale, un grande campione del mondo. L'ultimo palleggio Pablito lo fa con un pallone degli anni 40 nella sua Vicenza, in occasione della mostra dedicata ai 100 anni di Romeo Menti, altro campione eterno, che dà il nome allo stadio dove Paolo Rossi gioca negli anni 70. Quando si è formata la squadra del Real Vicenza, quei giocatori che conosciamo bene, Cerilli, Filippi, Marangon, Lelli e Galli, che purtroppo è mancato da poco, Paolo Rossi è stato catapultato nel mondo del gran calcio e da lì è stato visto e poi portato in nazionale. Quindi la base calcistica di Paolo Rossi è proprio Vicenza. In quel Real Vicenza il capitano era Giancarlo Salvi, compagno e amico del giovane Pablito. Paolo era un fratello per mio padre, sono stati insieme nel Real Vicenza, ma non solo, sono stati soci in affari per tutta la vita e quindi per noi è veramente una perdita immensa, un dolore che non si può descrivere, veramente grandissimo, grandissimo. L'addio a Paolo Rossi sarà celebrato sabato mattina nella cattedrale di Vicenza. Domani pomeriggio la Camera Ardente a Casa Vicenza, allo stadio. L'ultimo saluto, come ha chiesto lui, gli verrà tributato nella città che più ha amato. Per me Vicenza, lo sapete, rappresenta una cosa di cuore, perché è così, perché ci ho giocato, ho fatto anni davvero incredibili qua e poi ci ho vissuto per tantissimi anni, quindi diciamo che è stato un rapporto del quale devo dire forse probabilmente indissolubile, cioè che non scomparirà mai.